Siamo di nuovo in diretta, chiediamo di nuovo scusa, abbiamo problemi con la rete. Intanto ricomincia il gioco subito, primo tempo da parte di Nicolas Nardi, 1-0 per la Jolly, un'azione molto veloce. Matteo Bonati è pronto al servizio. Buona la ricezione, attacca all'opposto, Bellucci tenta ancora l'astuzia con questo colpo, attacco Partanna, recuperato Laganà, si fa sentire anche il muro del Partanna che ha provato a disinnescare l'attacco di Laganà, non era pronta però la difesa del Partanna. 2-0 Jolly. Ci scusiamo per le cadute del segnale, purtroppo i cellulari ogni tanto hanno questi problemi. Attenzione, bel corto, tuffo bravo, di Chillemi in copertura e Mimmo spara. Boom. Copertura di Matteo Bonati, Matteo Sallagnol in sacca, no? È buona ragazzi, recuperata all'ultimo secondo. Chillemi alza per Mimmo. Copertura anche da quest'altra parte, ce l'ha con due mani. Ecco, se il numero 10 Gerardi fosse andato con due mani la palla l'avrebbe recuperata, purtroppo è andato col pugno. Ancora un'altra bella azione abbiamo visto tra le due squadre, sì, molte coperture, ottime coperture, recuperi all'ultimo secondo. Ancora Matteo Bonati al servizio, alza il libero e attenzione, muro. Forza che l'avete presa, numero 12 resta lì, non c'è stata intesa. Lumia Vincenzo e la paga cara. Lumia Vincenzo subito entra Benazzot, questo è complicato. Benazzuz non lo so, lui insomma, io lo chiamo Benazzuz. Benazzuz. Matteo Bonati Matteo questa volta va a rete. 4-1. Gerardi al servizio. E va a rete anche lui. Esce Giovanni Chillemi, rientra Samuele Aprile col numero 1 Aprile. Ancora manca tanto il primo Aprile. Vabbè, già 2 metri, quanto tempo? Nicolas Nardi, certo. Però vedi, sembrava, visto però come è scesa poi, però è andata fuori di poco. Servizio Partanna, riceve Chillemi, non al meglio, sistema Bellucci, attacca Dallagnol. Solito copione della Jolly che risponde sempre così al servizio avversario. 6-2 Bellucci e quindi +1 Jolly. Primo tempo, copertura, numero 1 è andato a segno Calandro. 6-3 su questa palla che torna nel campo loro. 6-3 al servizio, non vedo il numero 13 Roccazzella, alza Matteo Sallagnol, non al meglio per Laganà, riesce a sistemare il pallone, ottimo Laganà, cercando il pallonetto, il muro tocca, palla spinta sulle mani del muro Gabriele. 7-3, il muro tocca, non riesce a recuperare subito dopo, assente la copertura nel Partanna. Matteus Dallagnolla al servizio. La forzerà di nuovo. Sì.
Primo tempo, copertura. Punto Jolly, la palla finisce fuori. Sì, aveva fatto un bel tiro il numero 8 Lombardo. Mi sento molto forte stavolta, Sì, è aumentato il volume nelle cuffie. 8-3, Mateus Dall'Agnol al servizio, out. 8-4, 4 punti di differenza tra le due squadre. Servizio quindi del Partanna. Il numero 8 Lombardo Marco. Jump flot su Matteo Salagnoli che riceve bene. Matteo Bonati viene murato, ma c'è copertura. Oh, tocca l'asta, Non poteva fare non altro. poteva, povero Marco. Ha tentato l'attacco Matteo Bonati, la palla tocca l'asta. 8-5. Adesso Polimeni ha dato alcune informazioni proprio al posto 4 Matteo Bonati. Ancora servizio Partanna. Matteo Salerno riceve, Nimmo mani fuori per il nono punto. Esce Giovanni Chillemi, rientra Nicolas Nardi. Ora abbiamo anche un centrale a cui distribuire i palloni. Oh, Non al meglio la ricezione, infatti non ha permesso nemmeno l'alzata nel Partanna. 10-5. chiamata doppia. Può riprendere il gioco Samuele Aprile al servizio per la Jolly con la sua jump float ricevuta dal libero. Lazzata, primo tempo, non risponde la Jolly a questo primo tempo. Sesto punto per il Partanna. 11-6 al servizio il numero 1 Calandro. Riceve Chillemi e anche nella Jolly il primo tempo con la coppia Bellucci-Nardi. L'avevo detto, Gabriele. (12-6) al Pallabonini di Cinquefrondi. Laganà al servizio, la forza sempre sul libero, la palla torna nel campo della Jolly. E ancora un altro primo tempo, stavolta parato. Free ball. Vedremo. No, stavolta non viene Matteo scelto Bonati. il primo tempo. E poi doppio tocco nella difesa del Partanna. Matteo Bonati mette a segno un altro punto e la sua giornata è in giornata, è in forma Matteo Bonati. 13-6. Time out richiesto dal coach Paciona. Squadre che rientrano in campo. Pronto ancora Laganà al servizio per la Jolly. Sempre
in quella posizione, l'attacco da parte del numero 7 Tamburello. del Partanna, sì, il capitano Tamburello. 13-7 ed è proprio Tamburello ad andare al servizio. Chillemi per la Ganà ed è out questa volta, non c'è tocco. Molto lunga la palla recuperata da Matteo Stallagnol, ancora una volta coppia Bellucci Nardi. Che forza, Gabriele, Eh sì, con che rabbia Nicolas mette giù questi palloni, una veloce rotazione. Matteo Bonati ancora sul libero. out. Beh, però si era coordinato bene il numero 13 del Partanna, Roccazzella. Sì, ha stretto troppo, ha angolato troppo ed è uscita la palla di poco. Ancora una volta Matteo Bonati al servizio della Jolly. 15 chi batte, 8 chi riceve. Primo tempo murato, c'è copertura del libero. Matteo Bonati è dall'altra parte, risponde. La Ganà, La Ganà, attenzione, Chillemi. Di nuovo la Ganà. Questa volta non ce la fa Tamburello a inginocchiarsi e la palla cade sulle sue mani. (16-8) sempre Matteo Bonati. Attenzione, Attacco posto 4. Conflitto tra Bonati e Matteus Dallagnol. Dallagnol, primo tempo anche dall'altra parte. Recuperato ancora una volta. Bella lazzata per il posto 4. Recuperato ancora Matteo Dallagnol, attacca e c'è anche il tocco del muro ed era pure dentro. 17-8. Bene. Jolly in serie positiva, ancora una volta Matteo Bonati al servizio che cambia posizione, batte, sì, molto angolata, la palla torna nel campo della Bellucci. Jolly, non si fa fregare, No, mette a terra la palla. Bellucci è scattato perché lui ha iniziato come schiacciatore, la carriera è iniziata così e non ci ha visto dagli occhi quando questa palla gli è arrivata, è stata servita. 10 punti di distacco tra le due squadre. Secondo time out chiesto dal coach del Partanna, Paciona. Fischia l'arbitro, le squadre possono rientrare in campo. Ancora Jolly. Sempre Matteo Bonati, sempre in quella posizione. Un altro ace da parte sua. 19-8. È pronto un cambio nel Partanna. Esce il numero 8 Lombardo e rientra Atria.
sempre Jolly, sempre Matteo Bonati. È out. Stavolta out, aveva toccato il nastro la palla, sì, però Caracci non entra in campo. lascia sfilare mentre Binaggia al servizio. Su Matteo Bonati fa quello che può. Costretto. Giovanni Chillemi dall'altra parte, libero, free ball, mani fuori del Partanna. Ha interrotto la striscia positiva la Jolly, che adesso Cambio, esce Matteus dall'Agnol, entra il messinese Anthony Imbesi. Nativo di Barcellona, Pozzo di Gotto. Abbiamo una, come si dice, barcellonese? Qui a Cinque Frondi, che si è sposata, maestra di musica. Come si chiamano gli abitanti di Barcellona? Pozzo di Gotto. È out questa palla. Blaugrana. Cercatelo su internet. Il Blaugrana, Renato. E gli abitanti di Barcellona. Come? Blaugrana, quelli spagnoli. Vabbè. Ancora Jolly, avanti di 10 punti, Nardi al servizio. Bene, sempre. libero. Buono. C'è anche la Il copertura. muro di A1. E altro muro. Mani fuori. Per un pelo. (20-11). Benatou Souzbo Ha toccato la linea, un errore che non si vede da parecchio tempo. Tocca la linea, imbattuta, subito ravvisato dall'arbitro. 21-11 al palla Bonini, 5 Frondi. Bellucci al servizio. Molto corta. Buona la copertura. Mimmo out. Ha cercato la Ha diagonale tentato, stretta sì, perché stretta, voleva ma ingannare il muro, ma la palla va out, nettamente out. Ha stretto troppo questa palla. Sì. 21-12. Caracci Dario al servizio. Sul nuovo entrato. E primo tempo di Samuele Aprile, che fa una bella esecuzione. La prima volta che si fa sentire Samuele Aprile. No, c'è stata anche una palla rimandata nel campo avversario. Sì, che l'ha allungata, non ha forzato e ha mandato dove non c'era copertura. Anthony Però è il suo Imbesi primo al servizio. attacco. Sì. Su azione, 22-12. Buona anche la copertura, primo tempo, ma era troppo bassa. Ha provato a schiacciarla addirittura. Calandro ci prova. Sì, per evitare la palla accompagnata ha tentato l'attacco, giusto per fare i 3 tocchi, secondo me. 23-12, ancora 11 punti di distacco. Imbesi al servizio. Out. La maggior parte dei punti che sta conquistando il Partanna sono errori della Jolly. Atria al servizio. Anthony Imbesi riceve. Matteo Bonati tocca l'asta, peccato. Sì, ma in ogni caso il muro era molto coordinato bene. (23-14). Sempre Atria al servizio. Anthony Imbesi di nuovo. No, gli scivola la palla in mano ad Alessandro Bellucci. Entra, cambio Alessandro di Tofoli. alzatore, esce Bellucci, entra Alessandro Tofoli. I due Alessandro. I due marchigiani. Tofoli, figlio d'arte.
Ma ormai l'abbiamo ripetuto tante di quelle sì. volte, Gabriele. Tuo papà l'ha chiamato Paolo l'altra volta. Quelli di una certa età. Francesco è più piccolo di me, Gabriele. Hanno reminiscenze quelli di una certa età. (23-15) mentre controllata la formazione, si riparte sempre su Imbesi e si Ottimo. fa risentire la Canà. Ottimo, hai visto? Sembrava che alzasse al centrale, ma all'ultimo momento ha servito Mimmo Laganà. Set point per Samuele Aprile. Molto tesa. Oh, niente da fare, non arriva. Samuele si lancia, si tuffa sotto. Tra un po' voleva Sotto le uscire barriere. tra un po' usciva dal palazzetto. Sì, 24-16. in scivolata. Chiudiamola. Al servizio Calandro. Oh, Topoli, Topoli, palletta indietro, eccolo. bravissimo. Chiude il set la Jolly, 25-16. Porta il secondo set a casa dopo aver chiuso il primo set per 25-13. 3 punti in più del Partanna, che nonostante sia sotto 2-0, la Jolly deve tenere la testa concentrata alla partita. Ricordiamo, a Pozzallo Partanna era sotto 2-0. Gabriele. Ho detto solo era sotto 2-0, basta, non parlo più. Siete molto scaramantici però, voi. La regia mi vuole uccidere. Allora la prossima volta, Renato, ti porto i peperoncini contro la iettatura. No. Mentre qui da noi è passato un ex allenatore della Jolly, scaldano a bordo campo i giocatori. Vediamo anche Matteus Dallagnol, Renato, quindi mi sa che partirà qualcun altro al posto suo. Anthony Imbesi. No. Quindi per la Jolly non ci sarà lo stesso 6 iniziale. Invece rientra Matteus. Gabriele. Sì. Rimane Allora Anthony, è uscito Matteo Bonati. Topoli. Rimane Topoli al posto di Bellucci. Quindi il 6 iniziale della Jolly cambia. C'è Imbesi, c'è Dallagnol,
Imbesi è andato a sostituire Matteo Bonati, Tofoli è andato a sostituire Alessandro Bellucci. Mentre si guardano le formazioni, se sarà tutto a posto, vediamo, c'è un po' di confusione nel Partanna, mentre nella Jolly continua a palleggiare Imbesi, che è pronto al servizio. Tutto pronto, si può ricominciare sul 2-0 per la Jolly. Anthony Imbesi, pronto, non una buona ricezione, riesce a rimediare l'alzatore, poi palla nel campo Jolly, Laganà si fa subito sentire sull'alzata in bugger di Tofoli. 1-0 Jolly, dopo la brutta ricezione del Partanna. Ancora Imbesi al servizio. Pallone out, 2-0. Imbesi ancora, sempre in quella posizione, sempre sull'opposto del Partanna, che attacca pure, quindi punto da parte del numero 10 Geraldi. 2-1, ed è proprio Geraldi ad andare al servizio. Tofoli sempre in bugger per Matteus Dall'Agnol, che mette a terra facilmente questo pallone. 3-1. Stavolta al servizio per la Jolly c'è Nicolas Nardi, la forza ma non come sempre, alzata ad una mano, e primo tempo del Partanna messo a segno. 3-2. Sì. Ha tentato il tutto per tutto Matteus Dall'Agnol. Tre pari, ancora Partanna. Imbesi, Tofoli all'indietro verso Laganà, mani fuori. È stata fortunata qui la Jolly perché la copertura era assente dopo il tocco del muro. 4-3. Più uno Jolly con Tofoli al servizio, molto tesa, stata per posto 4, posto 2, pardon. Tacco poi Laganà, preso anche questo. Copertura da parte di Imbesi. Tofoli in bugger verso Dall'Agnol. Ancora attacco Partanna, stavolta c'era nuovamente il muro della Jolly, ma non la copertura da parte di Chillemi, che era troppo arretrato. 4 pari. Al servizio Caracci, Dario, Matteus Dall'Agnol. Primo tempo ancora una volta si fa sentire Samuele Aprile.
un po' sottotono in questa partita, ma quando è chiamato in causa c'è. Mateus Dall'Agnol al servizio sul 5-4. Bene, primo tempo murato da Samuele Aprile, faceva bene, buona guardia. Out la schiacciata di Caracci. Ancora il brasiliano al servizio. Primo tempo non riesce a tenerla Chillemi. Giovanni Chillemi e Calandro mette giù. Mi sembra che era Calandro, vero Gabriele? 6-5. Atri al servizio. Toffoli quasi in doppia. Out, peccato, una pipe, la prima che vediamo. Eh sì, però non era buona la palla di Toffoli, ha rischiato anche la doppia. Ci riprovano. Ancora. Ma Ed viene è un murato. muro. E Polimeni parla con Imbesi perché appunto non ha fatto una buona copertura. Partanna passa in vantaggio 6-7. Di nuovo su Imbesi, la Ganà e mette giù. Quanto mi piace il gesto tecnico di Laganà quando va a schiacciare, ma anche quando va al servizio, si curva alla grande. Samuele Aprile al servizio. Oh, Sutera. Toffoli verso Questa volta Nardi. murato. Oh, non c'è la copertura sotto il muro. Mani fuori, quindi siamo sul 7-8. Siamo sul calo della Jolly. Se la Jolly non fa un calo non è mai contenta. Questa no, volta di nuovo. No? no, Non c'è il tocco del muro. Out. 7-9. Strano. Sembrava un tocco. Sì. È partita la palla strana. Ha angolato troppo Nicolas. Ancora Partanna. Ancora Calandro. No, peccato perché Toffoli era riuscito a prendere questa palla, ma era troppo avanzato Nardi e chiama time out il sì. mister Polimeni. Sì. Vediamo se ci saranno dei cambi. Quello di Polimeni è il terzo chiamato in 2 set. Siamo 3 punti di distacco. 7-10, non per merito del Partanna, ma per il classico blackout del terzo set. Errori della Jolly. A Jolly non piace il terzo set. Ancora Partanna sul 7-10. Sempre Calandro al servizio su Mateus Dall'Agnol, questa volta su non c'è niente da fare,
non tengono la schiacciata di Mimmo Laganà. Lo stesso Laganà ora al servizio. Nardi, Toffoli, Invesi che attacco Partanna da parte dell'opposto. Toffoli ancora, Laganà ha trovato. C'è stata invasione del numero 10 Geraldi. Sta diventando Laganà dipendente la Jolly. Cercato continuamente l'opposto 5 Frondese. 9-10. Buono il libero. Pallone recuperato. Una free ball a disposizione ora del 5 Frondi. Tocco del muro, ma c'è copertura. C'è copertura. Palla spinta e Morato. 10 pari. Ristabilita la parità, ancora Laganà al servizio per la Jolly. Stavolta la palla si ferma sul nastro dopo 3 battute consecutive di Laganà. È il numero 3 Gabriele che non digeriscono alla Jolly, vero? Sì. Tamburello al servizio. Matteo Salagnol. E questa volta Anthony Invesi sfrutta le mani del muro per l'11 pari. Lo stesso Anthony ora al servizio. Un momento di confusione da Partanna, la palla comunque torna nel campo Jolly. Toffoli per Dallagnol, poi attacco Partanna, c'era il muro ma c'era anche la copertura. Buono questo attacco del numero 15 Caracci che senza muro cade davanti a Invesi. Sì, centrocampo. 11-12 ancora. Un punto a dividere le due squadre. Geraldi al servizio. Stanca la Jolly. E Toffoli costretto al bagger. Questo è il terzo tocco. Pipe ancora. Pipe di Invesi, questa volta sì. Stavolta va. E l'altezza di Invesi ha fatto la differenza, Gabriele. Eh sì. 12 pari. Con Dallagnol sono state provate 2 pipe, ma una è stata murata, una è andata out. Quella invece con Invesi è stata messa a segno. Non si vedono sempre le pipe, ricordiamo. Qua intanto non aveva fischiato la battuta, ma aveva fischiato formazione l'arbitro. Nardi era partito a battere mentre si sistema la formazione nel campo del Partanna. Non capisco perché noi non chiamiamo mai non abbiamo mai chiamato formazione, Gabriele. Hanno una gran memoria i nostri giocatori. Ancora una volta attacco da posto 4 del Partanna. Il muro della Jolly in ritardo, tocca ma non abbastanza. Ovviamente la copertura assente. 12-13. Benazzuz. Laganà presa, ottimo recupero. Vediamo come sfruttiamo questa. Buono, bravo Laganà a sfruttare ancora un altro, l'ennesimo pallone. Sì, ma troppi punti, troppe alzate sul Laganà, lo sfianchiamo. Esattamente, come ho detto prima, la Jolly sta diventando Laganà dipendente. 13 pari più 1. Toffoli al servizio.
Toffoli recupera Chillemi verso Dallagnol, chiamato out questo pallone. Meno male che fuori. Non c'era copertura. Eh sì, per un attimo l'avevo vista dentro, sì. Però non protesta nessuno. (14-13). Toffoli ancora. Bella. Sempre tesa. Sì. Ma Mura 1 l'ha recuperata. Buono così, doppia chiamata, e ci sono le proteste da parte del capitano per questa doppia. Proteste del Partanna, ma non molto forti. 15-13. Ancora Toffoli, ancora tesa, ma out. Ha tentato la linea. C'è un cambio, esce il numero 15 Caracci e rientra Roccazzella. Roccazzella al servizio su Imbesi, tocco del Muro ma c'è copertura. Muro dalla parte opposta, Mura 1 out. (16-14). Matteo Dallagnol al servizio. Jump plot. Cosa farà Gabriele? Spin. Vedremo. Spin. Ma Spin, non tanto ma non forzata, tanto. però in zona di la conflitto. recuperano. Imbesi col suo mancino. C'è la copertura dopo il Muro. Toffoli in Una doppia. Intanto Atria al servizio, tutto pronto. Su Imbesi, e Imbesi sparacchia fuori. Ha provato il tutto per tutto perché era un po' in controtempo, il Muro era ben piazzato, però la palla va out. 16 pari. Chillemi. Bene Chillemi, la Ganà, Muro out. Mani fuori. Sì, ma non mi piace che la Jolly sta cercando sempre la Ganà, sempre. Deve riuscire a smistare meglio il gioco. Toffoli. 17-16. Aprile al servizio. Ancora tesa. Muro. Monster block da parte della Jolly. Time out time adesso, out subito. chiamato sì, da Paciona per il Partanna. 18-16. Secondo time out di questo set. Il primo era stato chiamato da Polimeni. Squadre che rientrano in campo sul 18-16. Pronto Samuele Aprile al servizio.
Solita jump float Sutera. presa. Attacca l'opposto. Free ball. Buono. Era un po', sembrava in controtempo Nardi, ma poi mette tocco il leggero tocchetto, sì, al centrocampo. il tocchetto. Niente da fare, non c'era copertura. 19-16. Aprile sempre al servizio. Sempre sul libero, ma è una doppia se non sbaglio. Oh, palla recuperata, punto. È una doppia, è una doppia, è una doppia. Sì, ha l'ha presa col muso. Polimeni. Doppia. Doppia, due. Doppia. L'ha presa col muso. Vediamo il replay. È rimbalzata sulle braccia e sul muso. Lo rivediamo un'altra volta. Vediamo se si vede qualcosa. Forse sì. Eh sì, l'ha presa col muso. Del libero. Il libero, al 100%, è proprio di fronte a noi. Hanno ragione. Verta non si avvede della doppia. 19-17. Ma dobbiamo continuare a giocare. E subito. Oh, che gran colpo di Nicolas Nardi che si fa risentire. Sì. 20-17. La canna a servizio per la Jolly, l'opposto proveniente da Reggio Calabria, molto forte. Sì, però ben tenuta. Free ball. Pipe, colpo del muro, ma c'è copertura. C'è copertura, numero 10 è in campo. Si abbassa Giovanni, ma all'incrocio, palla all'incrocio. Palla all'incrocio con diritto di precedenza. Inizia a smistare il più possibile Topoli. Mamma Topoli mia, ancora. però. Oh, pallone che tocca il soffitto del Palabonini. Raddrizzata questa palla da Topoli su una ricezione di Anthony Invesi non al meglio. Raddrizzata e poi Anthony si rifà. Muro Ancora una volta coppia Nardi dall'Agnol a Muro, messo a segno, time out, altro secondo time out. 22-18, altro time out chiamato dal Partanna. Fischia Verta, squadre di nuovo in campo. Invesi ancora per la Jolly. Peccato perché c'era il muro ben piazzato, angola bene l'attacco del Palermo. Sono rimasto un attimo indietro. Partanna. Geraldi al servizio. Riceve Invesi. Matteo Sallagnol con forza. 23-19. Anthony. No, Nicolas Nardi al servizio. Vediamo se forza. Sì. No.
No. Opla! Recuperato è buona, è buona. No, presa. No? No, ok. Cade a terra il pallone, 24-19. Mentre dicono no i giocatori Match in point. panchina del Partanna, 24-19. Vabbè, ci ha restituito la doppia il sì. Sutera. Attenzione, entra Santa Croce, il libero del Jolly, secondo libero. Sutera intanto riceve dall'altra parte e Mani fuori con una forte schiacciata di Roccazzella. 24-20. Mentre tutti i tifosi, come potete vedere, sono già lì. Questo lo dici tu, il numero 3, Gabriele? Benazzuz. Imbesi riceve. Muro. Pallone recuperato. Chillemi. Ribollo per il Partanna, però primo tempo. Muro. Eccolo. Ed è in campo. 25-20. 3-0. Si chiude a 5 frondi questo incontro che vedeva la Jolly obbligata al riscatto. Mentre Gabriele si porta con il microfono ad intervistare il coach Polimeni. Niente tuffo, di solito l'inedito libero Giovanni Chillemi. Matteo Bonati che ha fatto una bella... Ecco, pronto. Mentre Gabriele è pronto, gli diamo la linea. Prova. Ok, ci siamo. Siamo qui con il mister Polimeni, allenatore della Jolly. Mister, come al solito, una Jolly diversa fuori casa, ma una Jolly che vince in casa, nel Palaponini. No, io credo che tranne i 10 minuti finali a Palermo nel quarto set, 5 minuti finali del quarto set, credo che a Palermo si sia vista la migliore Jolly della stagione. Mi dispiace che sia terminato in quel modo, però è un dato di fatto. Pazienza, ma alla fine stiamo lavorando anche su questo affinché mentalmente ci sentiamo in maniera molto orientativa anche fuori casa, padroni di noi stessi e di tutto il lavoro che facciamo durante la settimana. E invece perché ci sono sempre questi piccoli cali nel terzo set, magari la stanchezza o qualcos'altro? Ma i cali ci sono nel primo, ci sono nel secondo, ci sono nel terzo, sono dettati in parte da equilibri tecnici e nelle varie rotazioni su cui è chiaro ci lavoriamo per poter rendere più efficienti possibili, in parte anche a fattori caratteriali, perché si tratta comunque di ragazzi che in certi momenti della partita a volte sentono il peso del punteggio o non lo sentono a volte. Abbiamo visto in campo alcuni giocatori come Imbesi, Tofoli, ma anche Chillemi libero. Come giudichi la loro prestazione? No, io oggi anche Bonati, tutti sono stati eccezionali, veramente sono stati encomiabili, dal primo all'ultimo quelli che sono stati chiamati in causa, come lo sarebbe stato anche Presta se fosse stato chiamato in causa. E continuiamo così, sono contento, un gruppo di ragazzi veramente che durante la settimana ci riempie di soddisfazioni per l'impegno che ci mettono, ma anche vedi Tofoli, vedi Imbesi, vedi Bonati, anche per l'abnegazione e i miglioramenti che hanno giorno dopo giorno. Grazie mister. Possiamo salutare, ci vediamo la prossima settimana.
Vi ringraziamo per averci seguito. Alla prossima con le edicole di Pinuccio. Arrivederci a tutti. Prossima partita in casa Conad, ci sentiamo sabato prossimo. Arrivederci, o domenica, non so quando giocheremo, se sabato o domenica mi dicono dalla regia. Arrivederci a tutti.